Rimborsopoli, il caso degli esponenti politici dei 5 Stelle che non hanno restituito parte dello stipendio come promesso in campagna elettorale, arriva anche in Veneto. A sollevare la polemica il bassanese Nicola Finco, che invita con forza tutti i parlamentari, senatori, consiglieri regionali veneti del Movimento 5 Stelle a pubblicare senza timore gli estratti conto che testimoniano gli avvenuti bonifici con la restituzione dello stipendio. Finco prosegue: è un'operazione trasparenza necessaria, doverosa, dopo quanto emerso a livello nazionale, con molti esponenti di spicco dei pentastellati scoperti con le mani nella marmellata, o meglio con il mouse sul tasto cancella dell'home banking. Finco solleva un altro dubbio. Contestualmente alla pubblicazione degli estratti conto, scrive il leghista, i consiglieri regionali possono anche spiegarci come mai, alla voce trasparenza del loro sito, le rendicontazioni sono ferme in alcuni casi al 2016, mentre per altri non è nemmeno stata pubblicata. Inoltre, continua Finco, ci spieghino dove versano i soldi, in quale conto corrente e chi è l'intestatario.